Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Trovata dopo 27 anni l'arma con cui è stato ucciso il giudice Antonino Scopelliti, lo ha reso noto questa mattina il procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri nel corso della cerimonia di commemorazione del magistrato. Restano gravi le condizioni della donna travolta dal treno insieme ai 2 figli. Ieri a Brancaleone non sarà effettuata l'autopsia sui corpi dei bambini morti subito dopo il tragico incidente. La tratta ferroviaria è stata dissequestrata. Saranno sentiti dal magistrato tutti i passeggeri del convoglio regionale. La Calabria perderà circa 85 milioni di euro dalla cancellazione delle risorse destinate alla riqualificazione delle periferie, penalizzate Cosenza, Catanzaro e Reggio, città i cui progetti erano risultati vincitori del bando. Scoperta nell'Ametino dai carabinieri una maxi piantagione di cannabis in diverse serre, erano coltivate oltre 41.000 piante, una persona è stata arrestata. I danzatori celesti nella sera di Morano Calabro, grande successo per la performance inserita nel Festival del Folklore. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, è stata trovata dopo ben 27 anni l'arma con cui è stato ucciso il giudice Antonino Scopelliti. L'arma era ben nascosta in un fondo agricolo. A renderlo noto questa mattina il procuratore di Reggio Giovanni Bombardieri nel corso della cerimonia di commemorazione del magistrato. I particolari nel nostro servizio. Era il 9 agosto del 1991 a Villa San Giovanni, nel Reggino Lagguato, in cui fu ucciso il giudice della Corte di Cassazione Antonino Scopelliti. A distanza di 27 anni da quell'omicidio è stata trovata l'arma del delitto. Si tratta di un fucile calibro 12 scoperto nel Catanese. A dare la notizia del ritrovamento è stato il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri a margine della cerimonia di commemorazione del magistrato. La scoperta del fucile è frutto di un'attività ispettiva mirata condotta dalla DDA Regina con il supporto investigativo della squadra mobile. Sono in corso adesso i necessari riscontri tecnici per consolidare il quadro investigativo. Recentemente il pentito Consolato Villani, nel corso del processo 'ndrangheta stragista, ha detto che Scopelliti fu ucciso dall''ndrangheta per fare un favore al capo dei capi di Cosa Nostra, Totorina. Il giudice Scopelliti aveva infatti il compito di rappresentare l'accusa nel maxi processo contro la mafia a Palermo, giunto in Cassazione. Sarebbe stato ucciso per fermare quel processo e per intimidire i magistrati che se ne sarebbero occupati. Molte le dichiarazioni nel giorno in cui si ricorda l'omicidio Scopelliti. La sua memoria, ha detto Piero Grasso, è ancora forte. Ogni giorno in moltissimi si impegnano per la legalità e la giustizia. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricordato la lezione morale che ci ha lasciato Antonino Scopelliti. Quei principi di libertà, onestà e coraggio che ispirarono sempre il suo lavoro devono poter continuare a rappresentare ancora oggi, ha detto, i punti cardinali di un'azione di riscatto civile portata avanti da tutte le istituzioni e le componenti della società, a cominciare dai più giovani. E il presidente della regione Oliverio ha definito il giudice Scopelliti un eroe civile italiano, ha detto siamo fieri di lui. Torniamo invece ad occuparci adesso della tragedia di Brancaleone. Restano gravi le condizioni della madre che è stata travolta dal treno insieme ai suoi 2 figli. Non sarà effettuata l'autopsia sui corpi dei bambini che invece sono deceduti subito dopo l'incidente. È stata dissequestrata la tratta ferroviaria e poi ancora il PM ha fatto sapere che sentirà tutti i passeggeri del convoglio regionale. Vediamo. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15, a Brancaleone, in contrada San Giorgio, un ragazzo di 12 anni e una bambina di 6, fratello e sorella, sono morti investiti da un treno. Lorenzo e Giulia, questi i loro nomi, erano in vacanza in Calabria con la sorella maggiore di 16 anni, la madre Simona Dall'Acqua, coinvolta nell'incidente e rimasta gravemente ferita, e il compagno della donna, Antonio Parpiglia, originario proprio della Locride.
Tutti stavano andando al mare, spensieratamente felici di trascorrere una mezza giornata che avrebbe dovuto essere solo colorata. Invece, per un tragico disegno, tutto è mutato. Lorenzo e Giulia, in compagnia della madre, si sono staccati dagli altri per raggiungere prima la spiaggia. Antonio Parpiglia ha ritardato qualche minuto per parcheggiare l'auto a ridosso della strada statale 106 e del binario che divide l'arteria dallo Ionio. La dinamica è ancora da chiarire completamente, le ipotesi fino a pochi minuti fa si sono rincorse. La più insistente induce a pensare che la piccola si sia svincolata e abbia raggiunto il vicino binario e che Giulio, per proteggerla da pericoli, l'abbia raggiunta insieme alla madre. I tre, in quel punto non c'è un passaggio a livello, per comodità spesso si preferisce attraversare il binario, non si sono accorti del treno regionale che, partito da Reggio Calabria, era diretto a Catanzaro. Il disperato tentativo di frenata del macchinista andato a vuoto, l'impatto violento e il treno che travolge i due piccoli e la loro madre. È stato Antonio Parpiglia, comprensibilmente sotto shock, a lanciare l'allarme, ed è per puro caso se lui e la figlia maggiore di Simona non sono rimasti coinvolti nell'incidente. Forze dell'ordine, medici ed infermieri del 118 sono intervenuti in breve tempo. Straziante la scena che si è loro presentata. Per i piccoli subito si è capito che non c'era nulla da fare. Simona Dall'Acqua invece, con tutte le cautele del caso, è stata sistemata in un'ambulanza per essere trasportata ai riuniti di Reggio Calabria, dove è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravissime. La signora ha riportato un trauma cranico e fratture multiple. Un'inchiesta è stata aperta dalla procura di Locri. Il magistrato che coordina l'indagine condotta dalla polizia ferroviaria ha deciso il sequestro del convoglio e di ascoltare tutti i passeggeri che erano a bordo del treno. Un'ultima notizia: si è evitato un altro strazio, quello dell'autopsia sui corpi di Lorenzo e Giulia. Ed ora bisogna solo aspettare gli sviluppi dell'inchiesta. La Calabria perderà circa 85 milioni di euro dalla cancellazione delle risorse destinate alla riqualificazione delle periferie. Ad essere penalizzate soprattutto le città di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro, città i cui progetti erano risultati vincitori del bando. Vediamo. Cancellati circa 85.228.000 euro per la Calabria, le risorse destinate alle periferie. In particolare a Cosenza ne erano previsti 35 di milioni, a Reggio Calabria 58, a Catanzaro 17, risorse rimosse dalla modifica apportata dal governo al decreto mille proroghe. In Italia sono 326 comuni con 96 progetti pronti per essere realizzati e che adesso si ritroveranno in difficoltà. Ieri la dura presa di posizione del sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, a cui fa seguito la protesta del primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quale fa sapere che la sospensione delle convenzioni per le erogazioni previste dal bando periferia da parte dell'esecutivo nazionale è un atto grave e incomprensibile che rischia di penalizzare centinaia di comuni che in questi anni avevano programmato ed avviato importanti progetti di rigenerazione in grado di cambiare il volto delle periferie urbane, soprattutto nelle aree degradate. Ma cerchiamo di capire quali progetti erano stati finanziati con il bando periferie nella nostra regione. Partiamo da Cosenza, dove le aree interessate al restyling sono il tratto lungo il fiume Crati da Vaiolisi al centro storico, via Popiglia Ultimo Lotto, San Vito Basso, San Vito Alto e Contrada Caricchio, con un'attenzione particolare per la sicurezza urbana. Nel Reggino previsto un investimento di 18 milioni progettato dal municipio di Reggio Calabria sulla cintura collinare di Podargoni e dei centri limitrofi, e ben 40 milioni invece erano destinati agli interventi programmati dagli altri comuni del territorio metropolitano. Per Catanzaro servizi e infrastrutture avrebbero cambiato il volto dei quartieri Pistoia, Aranceto e Fortuna. L'iter da parte dei municipi era già stato avviato, gli amministratori adesso hanno grossi problemi e all'unisono sostengono che è impossibile tornare indietro. Nell'Ametino è stata scoperta una maxi piantagione di canapa indiana. In diverse serre erano coltivate oltre, pensate, 41.000 piante. Una persona, un uomo, un 60enne incensurato, è stato arrestato. Vediamo.
Eccole le serre in cui veniva coltivata la droga, 41.000 piante di cannabis di varie dimensioni, la maxi piantagione scoperta dai carabinieri della compagnia di Girifalco in località Mucata, al confine tra Lamezia Terme e Curinga. I militari nel corso di servizi di controllo del territorio avevano notato movimenti sospetti nei pressi di un'azienda agricola di proprietà di un 60enne incensurato. Ad attrarre l'attenzione degli uomini dell'Arma, in particolare 5 serre di grandi dimensioni in mezzo ad altre colture. L'uomo è stato sorpreso alle prime luci dell'alba ad azionare i sistemi di irrigazione per le piante. Il 60enne è stato bloccato, sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un dispositivo elettronico utilizzato per intercettare la presenza di microspie o telecamere. L'imprenditore è stato arrestato con l'accusa di illecita coltivazione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e su disposizione del tribunale associato al carcere di Catanzaro. L'area è stata sequestrata e le piante estirpate e distrutte. Intensificata la vigilanza all'ospedale di Crotone dopo l'aggressione ai danni di un medico in servizio nel reparto di rianimazione. Vediamo. L'ospedale di Crotone sarà presidiato dalle forze dell'ordine. Dopo l'aggressione al medico in servizio nel reparto di rianimazione da parte dei parenti di un paziente ai quali aveva comunicato il decesso del congiunto, si intensifica la vigilanza all'interno del nosocomio. La vicenda è stata al centro del vertice tra le forze dell'ordine convocato in prefettura. Nel corso della riunione è stato deciso che l'area esterna del San Giovanni di Dio sarà presidiata con frequenti controlli da parte di polizia e carabinieri, mentre i reparti dell'ospedale e il pronto soccorso saranno monitorati con maggiore intensità dal personale di vigilanza privata, soprattutto nelle ore serali. Intanto solidarietà e vicinanza viene espressa dai suoi colleghi al medico aggredito. Noi mettiamo tutto il nostro impegno per mandare avanti le varie strutture. Un fatto del genere ti penalizza perché viene meno tutto quello in cui tu hai creduto, vieni per lavorare e fare il tuo dovere e ti vieni a trovare in queste determinate situazioni. È un atto grave quello che è successo. Un'aggressione che pone in discussione la sicurezza proprio dei medici in alcuni nosocomi, in particolare al pronto soccorso, rianimazione, ma un po' in tutto l'ospedale, ma anche penso al territorio guardie mediche. Ormai sono troppi i casi di aggressione verso i sanitari e i parasanitari che pertanto bisogna cercare di esaminare questo problema, un problema strutturale, un problema estremamente complesso, e porre in essere tutte quelle questioni che potrebbero in parte risolvere tale problematica. Naturalmente è una problematica culturale di ordine generale. Va capito che cosa si è spezzato tra i cittadini e la classe medica, perché aggredire un medico di una rianimazione, poi un bravo medico come il dottore Bossi che la comunicazione la sa usare per quello che lui si occupa, è responsabile dei trapianti, quindi è una persona che sa comunicare con i cittadini e con i familiari, quindi vuol dire che c'è alla base una rottura del rapporto di fiducia verso l'istituzione dell'ospedale da parte dei cittadini e dei parenti, e questo è grave perché va recuperato e su questo bisogna lavorare tutti, dai medici, dagli operatori sanitari, dalla classe politica, ma dai cittadini, dalla scuola, dalle istituzioni, tutti quanti. Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo scioglimento del Consiglio Comunale di Siderno. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Siderno nel Reggino, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Attualmente l'esecutivo era guidato dall'ex senatore Pietro Fuda. 2 persone denunciate, 130 articoli contraffatti sequestrati è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza a Crotone. Le scarpe vendute sul lungomare durante la presentazione dello stand organizzato per informare sulla prevenzione dei fenomeni illeciti, dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. Accusate di aver importato dalla Germania auto di grossa cilindrata senza pagare l'IVA, 3 persone residenti nella provincia di Cosenza sono state denunciate dalla Polizia Stradale alla Procura della Repubblica di Matera. Le indagini avviate nel 2016.
Un incendio è divampato ieri per cause accidentali in un centro commerciale in contrada Gravina di San Marco Argentano nel Cosentino. Le fiamme avrebbero avuto origine all'interno di un negozio di casalinghi, poi si sono estese ad altri locali della struttura. Nessun ferito sul posto, i vigili del fuoco, ingenti i danni. Ha accoltellato un quindicenne nel 2015, l'uomo, un 34enne, è stato arrestato dai carabinieri ad Isola Caporizzuto, ora dovrà scontare 10 anni di carcere. Ci spostiamo a Gioia Tauro per l'appello di Un'Industria Calabria affinché l'infrastruttura portuale possa essere rilanciata. Vediamo. Gli imprenditori calabresi stanno compiendo un grande sforzo per mantenere il porto di Gioia Tauro al centro dell'agenda del paese. E quanto affermano in una dichiarazione congiunta il presidente di Un'Industria Calabria Natale Mazzucca e quello di Confindustria Territoriale di Reggio Calabria Giuseppe Nucera. I due responsabili industriali aggiungono che lo stanno facendo perché sono consapevoli che questa grande infrastruttura è di vitale importanza per il futuro non solo della nostra regione ma per l'intero Mezzogiorno. Per questo apprezziamo, continuano ancora Mazzucca e Nucera, l'impegno assunto dal ministro Lezzi per accelerare la nomina del presidente dell'autorità portuale che dia una prospettiva più stabile e duratura a Gioia Tauro, fermo restando il lavoro del commissario Agostinelli. Oggi non è tempo di divisioni ma di fiducia e concretezza per arrivare a un pieno rilancio del porto, proseguono ancora Mazzucca e Nucera, che deve passare dall'incremento dei volumi di traffico e dunque dall'aumento delle linee di shipping. Auspichiamo, dicono i presidenti di Un'Industria Calabria e Confindustria Reggio Calabria, che tra il mondo dell'impresa, le parti sociali e le istituzioni pubbliche si apra una stagione di confronto costruttivo sul futuro di questa infrastruttura delle imprese che vi operano e dei lavoratori. Il presidente Mazzucca sostiene inoltre che quando si lavora con serietà i risultati arrivano e su Gioia Tauro in questo senso si gioca una partita decisiva. È dovere di tutti affrontarla nel migliore dei modi, sostiene Mazzucca, per evitare che l'enorme patrimonio di cui disponiamo vada disperso a beneficio di altri porti italiani e stranieri. A Filadelfia, adesso nel Vibonese, per raccontarvi la storia di un centro d'accoglienza per minori non accompagnati gestito da sole donne. Un'attività però che deve fare i conti con davvero tante difficoltà, il perché nel nostro servizio. È una storia di integrazione possibile a dispetto delle mille difficoltà e di un ambiente che rischia spesso di rimanere condizionato da quella sparuta minoranza che non accetta ed utilizza tutti i mezzi per impedirne la riuscita. È una storia di sacrifici e di impegno, di umanità e di solidarietà, ammirata dai più eppure combattuta e boicottata da chi questo non vuole e non l'accetta. È una storia di donne che si offrono volontariamente per dare sostegno a ragazzi che tutto hanno perso. Questo perché il centro d'accoglienza per minori non accompagnati di Filadelfia è gestito dall'associazione Da Donna a Donna, una onlus di volontariato composta da sole donne che si impegna a dare un presente, prima ancora che un futuro, a ragazzi che hanno vissuto drammi inumani indescrivibili. È stata un'avventura iniziata quasi per gioco con le mie colleghe e anche socie dell'associazione Da Donna a Donna che presiedo, che poi nel tempo si è anche ingrandita, comportando un dispendio di energie e di lavoro veramente ingente. Un'attività di volontariato che si sviluppa anche tra tante difficoltà, considerate anche che quello che dovreste ricevere ritarda. Esattamente, senza nessun intento polemico, purtroppo dobbiamo evidenziare che a livello burocratico ci sono molte difficoltà e lacune nel sistema. Prima far tutto il ritardo nei rimborsi, ad oggi abbiamo circa un anno di rimborsi arretrati e questo ovviamente comporta una serie di difficoltà che vanno ovviamente a riverberarsi anche nei confronti di tutti coloro che collaborano nella nostra attività. Parlo dei fornitori, dei professionisti, dei collaboratori, dei volontari, dei dipendenti, ovviamente una serie di conseguenze a cascata che ovviamente poi comportano delle situazioni a volte anche di disagio di coloro che collaborano nell'associazione. Eppure questo non abbassa il livello qualitativo dei servizi offerti.
Assolutamente no, non siamo noi a dirlo, tutta l'attività viene monitorata quasi a cadenza mensile da una commissione che è composta addirittura da Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ASP, Questura, Prefettura, Comune, per cui è assolutamente da escludere l'eventualità che si possano perpetrare negligenze di tipo sia amministrativo sia nell'erogazione dei servizi essenziali che sono previsti, diciamo, per questi ragazzi ospitati. Intesa tra il CAI, il Club Alpino Italiano, e la provincia di Catanzaro, obiettivo potenziare e valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale del Parco della Biodiversità. Vediamo. Potenziare e valorizzare il patrimonio naturalistico e ambientale del Parco della Biodiversità Mediterranea è l'obiettivo dell'intesa siglata tra la provincia di Catanzaro e il Club Alpino Italiano. Il CAI si impegna a tracciare la rete sentieristica del parco anche attraverso un'attività di studio e di rilevamento per consentire agli appassionati di usufruire dei sentieri del Parco della Biodiversità in condizioni di sicurezza. Il Club Alpino Italiano è nato nel 1863 per far conoscere e chiaramente preservare l'ambiente montano. Anche a Catanzaro abbiamo un ambiente montano che è quello del Parco della Biodiversità, che a cura dell'ente parco e a cura di noi soci CAI viene tutelato, viene manutenzionato, verrà effettuata la tracciatura mediante le bandierine bianche e rosse del CAI o cosiddette bandierine internazionali, in modo che ciascun cittadino, anche senza guida, possa percorrerli in tutta sicurezza. Con la convenzione tra CAI e provincia, dunque, è stato sottolineato, si mette a disposizione dei cittadini un servizio importante per migliorare la fruibilità del Parco della Biodiversità, un impegno per la valorizzazione del polmone verde di Catanzaro. Stipuriamo una convenzione che ci consente di avere un supporto importantissimo, tecnicamente importantissimo, che ci consente di mappare tutti i sentieri, che ci consente di organizzare un sistema della viabilità all'interno del parco capace di poter valorizzare anche i punti d'eccellenza che abbiamo nel parco. Ci spostiamo a Morano Calabro per una performance davvero particolare inserita nel Festival del Folklore. Vediamo. La cultura millenaria Khmer ha fatto tappa nel borgo più bello d'Italia, Morano Calabro. Gli Apsar, ovvero i ballerini celesti che adornano le pareti dei templi angloriani e pre-angloriani, hanno incantato il pubblico del festival con le danze tradizionali. Distinti nel loro ornato costume, la performance è stata accompagnata da un'orchestrina e da narrazione, presentando storie popolari di eroi, avventure, amore e battaglie, rendendo lo spettacolo un eccellente esempio dei movimenti, dei modi e dello spirito della danza classica, delle storie del dramma danza Khmer. Una bella serata, una serata di festa, e sono contento di potervi partecipare e soprattutto sono contento che la mia cittadinanza, ma anche il circondario del Pollino, abbia accolto l'invito di restare con noi stasera. Cambio di scene, la tradizione folclorica francese ha colorato, nel rispetto delle usanze e tradizioni della loro terra, il Festival Moranese, un'occasione anche per avere scambi culturali. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Un campo anticiclonico protegge il nostro territorio, tuttavia si faranno largo di nuovo insidie pomeridiane sulle aree interne e montuose, a consolidare il caratteristico andamento di questa stagione estiva. Domani solite condizioni iniziali di cielo sereno al mattino, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nel corso del pomeriggio, su Pollino, Sila, in particolare Sila Piccola, Serre, Vibonesi ed Aspromonte, dove saranno possibili locali rovesci o isolati temporali. Possibili sconfinamenti di precipitazioni su Piana Lametina e Catanzarese Ionico, tempo bello su Crotonese e settore Ionico Cosentino. Domani mare quasi calmo sul Tirreno, tendente a divenire poco mosso nel corso della giornata, Ionio calmo il Golfo di Corigliano ed Alto Crotonese,
quasi calmo, poco mosso nei restanti settori. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.